con la macchina. Con sta rispondendo, avvocato. E si è commentato che era passato lui, però tutto qua, niente. Non ho capito, mi scusi. Vuole ripetere perché c'è stata una sovrapposizione di voci e non ho sentito. A Maugero l'ho incontrato solo nel 85 nel carcere di Catania. Poi una volta che io mi trovavo a Catania, lui è passato con una jeep, con una macchina. E mi ricordo che si è parlato, guarda, perché era passato a Maugero, tutto qua, non è che io ho avuto mai contatti dopo con lui, non l'ho mai più visto. Ho capito. Quando lei lo ha visto al carcere con Campanella, ha saputo se il Maugeri fosse o meno inserito in organizzazioni criminali? Sì, parlare di queste cose diciamo non è che se ne sia parlato, però il fatto che il carcere lo tenevano loro, diciamo comandavano loro là sotto, là nel braccio sinistro. E allora? Non ho capito. Niente, va, da questo posso capire che era anche lui, faceva parte del gruppo di Santa Paola. Che significa il carcere lo tenevano loro, il braccio sinistro lo tenevano loro? Ce lo vuole spiegare? Erano loro quelli che si interessavano dei problemi dei detenuti, di tutto si interessavano loro. Loro chi? Loro chi, mi scusi? Il Maugero e il Campanella. Lei ha detto che poi ha rivisto questa persona con le lentiggini alto nel 1988 quando è andato a trovare Mangion per la questione di Barcellona. Ecco, sì. Questa persona alta con le lentiggini sa innanzitutto quando era detenuto nel carcere, per quale reato fosse detenuto, dove abitasse? No, quello che mi ricordo io che faceva parte del clan di Nardo il lentinese, questo qua. Ah, quindi questo con le lentiggini faceva parte del clan di Nardo? Sì, però non mi ricordo per che cosa era detenuto, però l'ho conosciuto là. Poi lei ha parlato di un personaggio che ha indicato come Rebecca o qualcosa di simile, con i capelli lunghi, moro, altezza 1,80. Certo, sì. Lei ha detto che è stato, secondo le sue indicazioni, sarebbe stato arrestato per... Ricorda il periodo in cui sarebbe stato arrestato? Io quando è stato arrestato lui mi trovavo nel carcere di Bicocca. E lei nel carcere di Bicocca quando c'è stato? Io sono stato là circa 20 giorni. In che periodo? Era fine gennaio e inizio febbraio. Di che anno? Fine dicembre 90, no, gennaio 94, perciò gennaio-febbraio. Lei era detenuto e questo soggetto poi venne arrestato e lei l'ha visto in carcere oppure lo ha... No, l'ho letto sul giornale, c'era anche la fotografia, perciò mi sono ricordato di questo. Non mi ricordo se è stato arrestato o se è costituito, mi sembra. E poi ha avuto modo di vederlo in carcere? Mi ricordo che questo viaggiava a bordo di una BMW di colore grigio. Ricorda che attività svolgesse questo soggetto? No, questo era, diciamo, all'epoca quando l'ho conosciuto io si interessava di appalti, di queste cose qua. E non sa nient'altro sulle attività che svolgeva? No, di queste cose si interessava. E sa quali furono le persone assieme alle quali, lei ha detto la sua foto apparve sul giornale, Sì. Fu arrestato assieme ad altre persone o da solo? No, da solo, mi sembra che si è costituito questo qua. Lei poi ha parlato di un'occasione, di un incontro a Messina, perché Salvatore Santapaola
doveva fare una richiesta per fare assumere presso un'impresa un ragazzo di cui però lei non ha saputo indicare il nome, si ricorda? Sì, ma non che lo doveva fare assumere. All'epoca questo ragazzo gli aveva fatto un'estorsione all'ATM. All'azienda? Non ho capito, aveva fatto un'estorsione a chi? All'ATM, diciamo, questa azienda a questa ditta che stava eseguendo questi lavori. Questa ditta apparteneva a Salvatore Santapaolo e mi ricordo che è sceso Salvatore Santapaolo e Galea per interessarmi di questa estorsione che stavano facendo a questa impresa di Catania. Io mi sono interessato, ho scoperto che erano stati, diciamo, e alla quale c'era questo ragazzo che gli stava facendo questa estorsione per farsi assumere, che aveva bisogno di una richiesta di lavoro. E quale fosse l'azienda lei non lo sa? Presidente, scusi, c'è opposizione alla domanda, fino adesso non sono intervenuto, la posizione di Santapaolo Salvatore non fa parte di questo processo. Ma io mi sto occupando del ragazzo, avvocato, non di Salvatore Santapaolo. Vabbè, ma in precedente parte lei ha parlato sempre delle imprese, vi sono state delle dichiarazioni precedenti, penso che si stia scandagliando fin troppo. Può rispondere all'opposizione rigettata. Ha sentito la domanda? No, me la ripeto. Cioè, qual era il nome di questa azienda? Questa è l'azienda è un'azienda municipalizzata degli autobus e l'impresa era un'impresa di Catania. Come si chiamasse questa impresa di Catania? Non me lo ricordo. Che poi ha continuato sempre questa impresa in Ed era, mi scusi, l'azienda che faceva i lavori per la costruzione dei padiglioni dell'AMET? Dell'IMT, come si chiama? ATM. Lei conosce qualcuno che si chiama Pietro l'Africano, soprannome? No. Uno che si chiama Gino Bummularu? Sì, ma sono di Messina questi. Sì, li conosco. Come chi conosce? Anche l'Africano oppure solo Bummularu? Non ho capito. Pietro l'Africano è uno di Messina, che questo qua si interessava di cavalli, di cose, questo qua. Cioè di corse clandestine, non ho capito, oppure di cavalli? Sì, era interessato lui, il fratello, facevano corse clandestine di cavalli. No, non lo conosco. Lo conosce? Sì. Lei sa se ci fossero rapporti di amicizia o comunque di conoscenza tra questo l'Africano e i genitori di quel tale Badessa? Sì, si abitavano nello stesso rione. E dov'è questo rione? Il villaggio Giostra. Mentre Gino Bummularu? Abitava anche lui, abitava al villaggio Addise, però aveva un negozio di bombe sempre al villaggio Giostra, in via Palermo. E questo personaggio è legato ad ambienti della criminalità organizzata messinese oppure si tratta così di un... No, il bombolaro sì, Leardi si chiama, Leardi. Come si chiama? Gino Leardi. No, mi scusi, vuole scandire meglio perché... Leardi, di Messina, non di Catania. Sì. E a chi è legato? Lui è stato sempre vicino al clan Marchese. Mi scusi, questo l'avrà già detto... Mi scuserà se chiedo di specificarlo perché non ho sentito bene. Il clan Marchese che rapporto aveva con la sua organizzazione? Con Marchese siamo stati nella stessa organizzazione dall'81. Poi negli ultimi periodi c'è stato un distaccamento dei gruppi dall'88 in poi, 89. Cioè il Marchese era per i fatti suoi e un gruppo per i fatti suoi. Quindi fino a che punto siete stati assieme, voglio dire, dal punto di vista temporale?
Poi, anche se siamo stati sempre assieme, anche dopo che lui aveva un gruppo per i fatti suoi, fino al 92-93. Le risulta se il marchese Mario abbia compiuto attività estorsive nei confronti di qualche struttura alberghiera? Scusi, Non mi ricordo, la no. domanda, è suggestiva. Si rigetta, può rispondere. No, non mi ricordo. Lei conosce i titolari dell'albergo Eloian di Milazzo? No. Lei ha fatto riferimento al ferimento di un tale fioraio della provincia di Ragusa, tale Giordanella, Giordanella, sì. ecco, che sarebbe avvenuto in occasione della fiera di Messina, Sì. mi pare. Sì. Ecco, in questo caso che intervenne? Lei ha fatto riferimento ad un interessamento di personaggi catanesi, ci vuole dire un po' le circostanze e le motivazioni, se sono a sua conoscenza, di questo intervento di personaggi catanesi per risolvere questa vicenda? Quando è stato che questo è stato cambizzato questo Periodo? Giordanella all'interno della fiera di Messina. Periodo? Ha sentito la domanda? In che periodo è stato? Penso nel 91. Allora cosa è successo? E là a Messina una volta al mese, una volta alla settimana fanno la fiera dei grossisti, i fiorai fanno la fiera là a Messina, i grossisti dei fiori. Sì. E questo qua è stato posto sotto estorsione da parte di Marchese e due suoi affiliati. Sì. E poi l'hanno cambizzato questo. Dopo circa una settimana, 10 giorni di questa cambizzazione, è sceso a Messina Galea e Salvatore Santapaola per interessarmi di questo fatto, che mi ricordo che mi ha detto che era un amico vicino a altri amici suoi. Gli ha detto questi altri amici suoi di dove erano? Se erano... No, non me l'ha detto, no. Lei conosce Aiello Vincenzo? No, non l'ho mai conosciuto. Vuole cortesemente precisare, perché io non l'ho capito, se lei effettivamente è uomo d'onore. Lei ha parlato di una cerimonia avvenuta mentre lei era in carcere. Io non ho capito, lei è stato fatto uomo d'onore oppure si tratta di una cerimonia? No, all'epoca c'erano queste affiliazioni con i santini. Con Ma queste affiliazioni dove? A che cosa? Che niente, ogni gruppo, questa era una cosa che facevano sia i palermitani, i catanesi, i calabresi, che tutti gli affiliati, tutte le persone vicino che facevano parte del loro gruppo, c'era questo rito di affiliazione. Ma lei a quale gruppo è stato affiliato così? All'epoca il gruppo di Di Blasi e questo qua di Pepe Onorato, che all'epoca era detenuto a Messina, calabrese. Quindi io non ho capito se lei è stato affiliato a Cosa Nostra oppure a questo gruppo. A questo gruppo qua. Quindi non è stato affiliato a Cosa Nostra. No, avevo il mio rapporto con Santapaola Benedetto.
Lei ha detto che durante la guerra tra il clan Santa Paola e il clan Ferlito andò a trovare Santa Paola a casa sua, Sì. dove incontrò, tra gli altri personaggi, lei ha indicato Tuccio Salvatore. Innanzitutto, si ricorda dov'era la casa di Santa Paola? Io mi ricordo che era una strada, c'era una strada stretta che io mi ricordo l'ubicazione della casa. Sì. E mi ricordo che si entrava e c'era un garage, nel centro di questo garage c'erano delle scale che portavano al piano superiore, che c'era l'abitazione di Santa Paola. Quindi e poi c'era anche un giardino, che si scendevano le scale di questa villa, che c'era un giardino. Quindi mi pare di capire che lei dica che dall'interno del garage si poteva accedere attraverso una scala interna C'era all'appartamento. una scala nel mezzo del garage, che mi ricordo che Santa Paola, quando eravamo tutti giù, è sceso, e all'epoca aveva una tuta di jeans, e ci ha detto a tutti di nasconderci là, perché c'erano delle stanze, perché stava arrivando un personaggio che doveva parlare con lui. Come infatti ci ha fatto nascondere a tutti, e poi è entrato questo personaggio qua quando non ho visto chi era. Non ha visto chi era, No, né ha saputo dopo chi fosse. no, completamente. E dove vi siete nascosti? Là c'erano delle stanze, alcune se ne sono andate. Ma mi scusi, nel garage o sopra nell'appartamento? Non ho capito. No, nel garage. In quell'occasione quante persone erano più o meno? Ma penso una ventina di persone, 15-20 persone. Lei ha parlato di... ma dico, sa più o meno in quale zona della città si trova questa casa? Come ci è arrivato lei in questa casa? No, non me lo ricordo. La zona no, mi ricordo la casa, non la zona. Chi l'ha accompagnato o c'è andato da solo? No, la prima volta gli ho chiesto a Romeo di accompagnarmi. E le altre volte? 2 volte solo sono andato. E poi la seconda volta sono andato da solo, quando gli ho portato il fucile. Lei ha parlato ha detto che in occasione di questo incontro con Santa Paola c'erano tavoli pieni di armi. Questi tavoli pieni di armi... Sì, mi dica. Là c'erano dei tavoli che c'erano delle armi, dei mitra e pistole in questo tavolo. E appunto che tipo di armi erano? Mitra, pistole? Sì, basta, mitra e pistole. E questi tavoli erano nel garage o nell'appartamento? No, nel garage, erano dei tavolini nel garage messi. Quindi lei ha detto che tra questi personaggi c'era Tuccio Salvatore. Sì. Ecco, lei ha avuto modo di rivedere in altre occasioni Tuccio Salvatore? Sì, poi l'ho rivisto nel carcere di Catania nell'85 e poi l'ho rivisto altre 2 volte lui è un caseificio. E sono andato a trovarlo con Romano Antonino, questo messinese che era a Catania, e sono andato 1 o 2 volte a trovarlo. Poi Tuccio Salvatore riforniva questo Romano Antonino a Messina, che questo aveva fatto anche lui una bottega che vendeva mozzarelle, e Tuccio lo riforniva, mi ricordo che si chiamava Matura, una cosa di questo. Dov'era la sede di questa azienda? Io mi ricordo che prima era in un posto, poi aveva cambiato stabile, si era trasferito in un altro posto, però indicare la zona non sono in grado. E perché lei si era recato a trovare il Tuccio? No, solo così, per salutarlo con Romano, perché lui era amico di Romano Antonino, aveva ottimi rapporti. Perciò quando scendevo a Catania, anche per trovare Romano, mi sono recato con lui a trovare Tuccio Salvatore. Lei ha parlato, tra gli altri, anche di Pappalardo Salvatore. Sì. Qual è l'occasione in cui
ha incontrato il Pappalardo e se ve ne sono più di una occasione? No, l'ho incontrato solo all'epoca, nell'80, che lui era giovanissimo, Pappalardo. E non ha avuto più modo di vederlo in altre occasioni? No, no, non l'ho visto. No. Lei sa se quel Gino Bummularo di cui ha detto sia stato interessato anche in attività edilizie a Catania? Io so che loro avevano dei ottimi rapporti con Grancagnolo e Pulvirenti, questo lo so, però che abbiano avuto queste cose su Catania non lo so. E come le risulta questo rapporto con Grancagnolo e Pulvirenti? Una volta ho incontrato Grancagnolo, la prima volta che l'ho conosciuto a casa di Marchesi, e poi loro ne parlavano di loro, e poi una volta parlando con Puglisi, Pietro Puglisi, mi parlava di Marchese Mario, che era un loro amico. Signor Sparacio, lei conosce o ha conosciuto Pippo Grazioso? Sì, l'ho conosciuto. Ricorda in che occasione? Io sempre nell'85 avevo conosciuto il fratello Angelo, non mi ricordo se all'epoca c'era anche lui. E poi in un'occasione, poi l'ho visto qualche altra volta fuori là a Catania. Poi mi ricordo che lui venne a trovarmi, che aveva un problema su Taormina, che c'era un certo, uno che aveva una macelleria di Taormina che doveva pagargli degli assegni, mi ha portato questi assegni per interessarmi di questo qua. E nell'occasione io gli dissi che devo parlare con Piero Puglisi, perché il Puglisi era stato interessato da un costruttore messinese per un'estorsione che aveva subito, e questo costruttore messinese diceva che aveva pagato i catanesi di questa estorsione qua, e poi lui mi fece un incontro con Piero Puglisi, che è venuto lui, Piero Puglisi, ci siamo visti all'uscita dell'autostrada di Catania, proprio dopo il casello. E ci siamo avvicinati in una pizzeria vicino a Belpasso, mi sembra, e là abbiamo parlato di queste estorsioni. Il Puglisi mi affermò effettivamente che questo costruttore messinese gli aveva dato a lui 20 milioni e che lui me li doveva mandare quanto prima, me li faceva arrivare, e che ne doveva consegnare altri 20. E niente, all'epoca lui mi voleva dare i soldi, gli ho detto va bene, questo te li tieni tu, e gli altri 20 che ti portano poi me li dai a me, basta. Come si chiamava il costruttore messinese? D'Andrea. D'Andrea. Senta, lei ha conosciuto Tommaso Cannella? Sì, l'ho conosciuto. Può dire alla Corte chi è Tommaso Cannella? Tommaso Cannella è un personaggio che è vicino, è di Corleone, vicino a Riina, Totorina. E l'ho conosciuto questo qua che si trovava nel carcere di Messina all'infermeria nell'87, che io ero uscito da poco. E mi ricordo che il colano Aldo mi mandò un'imbasciata a Messina per interessarmi di questo tizio. Ambasciata attraverso chi? Attraverso Franco Romeo. Franco Romeo. Per interessarsi? Di questo Cannella, per farlo rimanere nell'infermeria del carcere di Messina. Vi era qualche ragione per la quale il Cannella dovesse rimanere all'infermeria? Perché il Cannella proveniva da Pianosa, e perciò, siccome era imminente la sua scarcerazione per decorrenza termine, perciò essendo che lì stava male voleva rimanere un pochettino a Messina, anche per fare colloqui con i familiari, che poi da Messina è stato scarcerato.
Senta, ma questa ambasciata le fu fatta poi effettivamente dal Romeo? Sì, Romeo mi disse che Aldo, che c'era una persona che conosceva lui, se mi poteva interessare, se conoscevo qualcuno, tutto qua. E in che cosa è consistito esattamente il suo interessamento, signor Niente, Sparacio? lui mi ha riportato quello che gli aveva detto il Colano, Aldo il Colano. No, dico il suo interessamento, il suo di Il mio. Sparacio, sì. Per Lei che cosa ha fatto in buona sostanza? Per fare rimanere a Messina questo Cannella, Tommaso Cannella. E dico, in che cosa è consistito questo suo intervento, lo ricorda? Sì, io ho interessato un medico che all'epoca era all'interno del carcere e questo medico si è interessato col primario del reparto infermeria. E il medico come si chiamava, lo ricorda? Il medico si chiamava Focazzotto, che è quello che sono intervenuto io. E il primario del centro clinico mi sembra si chiamava Corbaia. Ma lei che rapporti aveva con queste persone? No, Focazzotto era un medico del carcere di sezione, perciò lo conoscevamo un po' tutti. Senta, e lei anche in altre occasioni si è occupato di vicende similari per conto dei catanesi, che ricordi? No, che ricordi no. Senta, lei ha detto di aver conosciuto il Tuccio Salvatore. Sì. Lei sa se il Tuccio Salvatore è stato mai ristretto in carceri messinesi? Mi ricordo che nell'85 Tuccio Salvatore diciamo, soffriva di cuore, quello che diceva lui, e avevano avvicinato all'epoca il cardiologo di Catania, l'Abate, il cardiologo, e questo Abate diciamo, gli aveva fatto un pochettino, non si era messo a disposizione per quello che gli poteva interessare a Tuccio. E Tuccio mi disse a me se conoscevo qualcuno nel centro clinico. Io gli ho fatto un biglietto a Tuccio, che poi lui è stato trasferito al centro clinico, che c'era la Lorenzina Ingemi. Chi c'era? Lorenzina Ingemi all'epoca... Chi c'era? Sparacio, chiedo scusa? Lorenzino? Ingemi, che era ristretto nel centro clinico. Non abbiamo compreso il cognome. Lorenzino Ingemi, era ristretto nel centro clinico di Messina. E io all'epoca gli ho fatto un bigliettino a Tuccio per consegnarlo a Lorenzino Ingemi, per interessarsi di quello che poteva avere di bisogno Tuccio. E come infatti quando è andato là Lorenzino si è interessato per la questione di Tuccio, e, se non mi ricordo male gli hanno fatto quello che gli poteva servire a lui. Sto dicendo che per il momento abbiamo finito. Hai domande? No, forse no ancora. Se conosce... Aspetta. Signor Sparacio, è sicuro di non disturbare la ausiliaria che le sta di fronte col fumo? No, gliel'ho chiesto, Presidente. Posso? Signor Sparacio, volevo sapere se lei conosce un tale Barbera di Messina, che è proprietario di un negozio di torrefazione di caffè. No. Proprietario del negozio di torrefazione di caffè no. Non ci sono altre domande?
il contraesame, per favore. Sì, ma prima della sospensione dobbiamo chiudere. Quindi, Presidente, poche esigenze ci sono. Il programma pomeridiano, lei intenzione abbiamo? Avvocato, c'è solo da controesaminare Sparacio. Basta. Lo dico per l'altro processo. Per l'altro processo si dovrà fare il programma che è stabilito, io non lo so, non lo ricordo, c'è un incarico peritario da affidare, non so se ci sono testimoni. Ma mi pare che i testimoni dopo la partita non la trasmettono, Presidente. Come? I testimoni dopo la partita non la trasmettono. Pazienza. Allora, possiamo cominciare con il contraesame? Se consente una brevissima sospensione. Brevissima sospensione. Grazie. Può oscurare il collegamento, il signor Sparacio si può ritirare. Signora, stiamo facendo 5 minuti di sospensione. Va bene. Avvocato Tracò? Prego. Un po' di silenzio, per favore, un po' di silenzio. Avvocato Tracò. Può procedere. Un po' di silenzio in aula, per favore. Prego, avvocato, proceda, sì. Avvocato Tracò, senta, signor Sparacio, lei poco fa, a domanda del pubblico ministero, ha detto: il cognato mi raccomandava di tenere fuori Romeo dal malaffare messinese. Sì. Lei lo ha tenuto poi fuori o le risulta che sia stato invischiato in qualche vicenda di malaffare nella zona di Messina il signor Romeo? No, con me personalmente no. E ha conoscenza di rapporti malavitosi con altri? Meno male, a Romeo lo conoscevano tutti, i rapporti di conoscenza ce li avevo, però che sappia che lui abbia fatto dei reati con altri, no, non lo so questo. Senta, signor Sparacio, i gruppi malavitosi messinesi quanto erano? Quale anno poi? Ma parliamo dall'80 in poi. Nell'80 ce n'erano due. Fino all'86 o 85 era notorio che Poi fossero due soltanto, quello principale di Costa e poi l'altro Rizzo Cariolo, ma questo la Corte non interessa. Dopo l'86 vi fu una frantumazione del clan Costa e si formarono altri gruppi. Quanti gruppi si formarono? All'epoca c'era il gruppo Ferrara, il gruppo Leo, il gruppo Galli e il gruppo Marchese, e il gruppo Sparacio. Sì. Senta, e il Romeo ha mai fatto parte di qualcuno di questi gruppi, le risulta? No, non ha mai fatto parte. Ha mai partecipato a guerre di malavita organizzata a Messina? No. Senta, lei ha detto anche a domanda del pubblico ministero: penso che il Romeo fosse a conoscenza delle ragioni dell'incontro nello studio del ragioniere Giostra o del geometra Giostra. Questa sua deduzione da che cosa l'ha ricavata o la ricava? Partecipava? Chiedo scusa, dica. L'ho ricavata perché davanti a Romeo non mi hanno fatto mai, non hanno parlato mai di niente. Sì. Davanti a Romeo? Non hanno parlato mai di niente. Senta, voglio dire questo, mi scusi. Il Romeo interveniva nelle discussioni, prendeva parte alle discussioni come parte interessata? No, lui non poteva prendere parola nelle discussioni. Senta,
lei sempre a domanda del pubblico ministero ha detto: trovandomi a parlare con il Romeo occasionalmente è caduto il discorso sull'omicidio Lizio, Sì. ed egli mi disse che era stato un certo Zucchero, Sì. ma era un discorso interessato o fu un pourparlers così come un pettegolezzo? Lo parlé. Va bene. Senta, lei ha parlato anche, sempre a domanda del pubblico ministero, dell'omicidio Badessa. Sì. Lei ha avuto mai confidenze? Intanto prima le faccio un'altra domanda, una premessa a questa domanda. Lei era in buoni rapporti con Cariolo Antonio? Sì. Eravate in grande confidenza? Dal 88 in poi. Sì. Senta, in questo rapporto confidenziale di affiliazione con il signor Cariolo, Cariolo le confidò mai di avere partecipato all'omicidio Badessa? No. Le disse mai di essere a conoscenza della partecipazione di altri a questo omicidio, oltre alla persona che venne arrestata, il catanese che venne arrestato? No, non abbiamo mai parlato di questo omicidio con Cariolo. Senta, presso il deposito di carne il Romeo mi dava appuntamento lì perché lavorava o perché era il gestore di questo deposito? Era il proprietario di questo deposito? Mi ricordo che lavorava lì. Lavorava, quindi aveva un rapporto di dipendenza, ma il proprietario era un altro? Sì, un altro, sì. Sì. Senta, ma era un fatto usuale che vi desse appuntamento lì o capitò soltanto No. qualche volta? No, quella volta sola. Quella volta sola. Per quanto riguarda il fatto di Prividera. Sì, senta, le voglio dire un'altra cosa. Le risulta che il Romeo a Messina abbia gestito, per quello che di sua conoscenza naturalmente, estorsioni per conto proprio a titolo personale? No, questo non lo so. E a conoscenza di qualche caso particolare? No. Senta, estorsione Giordanella, lei ne ha parlato, io so di che cosa si tratta perché di questo si parla nella operazione Peloritana 2 dove difendo le persone che materialmente per conto del Marchese avrebbero intimidito il Giordanella. Lei intervenne per fare da tramite tra le persone che si interessavano per il Giordanella ed il Marchese, è vero? Sì. Sì. In questo affare fu contattato Romeo? Intervenne Romeo? No, all'epoca sono scesi loro a cercarmi, sia il Galea che Santa Paola Salvatore. I catanesi direttamente? Sì. Va bene, non ho altre domande, grazie signor Presidente. Avvocato Di Giorgio. Senta, signor Cariolo, lei, scusi, signor Sparacio, scusi, quelle volte che si è recato a Catania per parlare con i catanesi, ricorda di essersi recato da solo o con chi? Se con altri, in compagnia di altri? Io mi sono recato qualche volta con Romeo e più delle volte da solo. Il più delle volte da solo. Senta, lei ha mai ricevuto da Romeo somme di denaro provento di estorsioni? No, personalmente no. Nessun'altra domanda per il momento, grazie. Intervento successivo, avvocato Cavini. Signor Sparacio, lei ha detto di avere fatto parte di un gruppo del quale faceva parte anche Cariolo Placido, ho capito bene? Nel 79. Sì, nel 79. Senta, Cariolo Placido è legato o era legato da rapporti di parentela con Cariolo Antonio? No. Quindi è soltanto un'omonimia del cognome? Sì. Ma lei lo conosce Cariolo Antonio? Sì. Da quanti anni lo conosce, signor Sparacio? Io lo conosco da tantissimi anni, però è stato un mio affiliato dall'88 in poi. Prima non avevo niente non avevamo nessun rapporto di amicizia. Allora,
prima vi conoscevate e non avevate rapporti di amicizia, poi Sì. dall'88 in poi è affiliato al suo gruppo. Sì. Era un uomo di sua fiducia? Sì. Cariolo riponeva molta fiducia nei suoi confronti? Negli ultimi periodi no. Negli ultimi periodi in che anno, signor Sfaracio? Nel 92. Nel 92. Sì. Durante il periodo in cui fra di voi intercorreva un rapporto di fiducia, lei era a conoscenza di tutte le attività illecite che eventualmente poteva commettere il Cariolo? Quelle che faceva con me sì, parte del mio gruppo sì. Poi se lui faceva qualcosa per fatti suoi e non lo diceva, no. E il Cariolo era anche a conoscenza delle attività illecite che venivano commesse dal gruppo del quale faceva parte? Sì, era a conoscenza. Era a conoscenza anche delle attività illecite che lei, nella qualità di organizzatore o capo del gruppo Sfaracio, poneva in essere? No. In che senso no, scusi? Che loro, diciamo, le mie amicizie oltre Messina non gli raccontavo niente dei fatti miei, dei miei rapporti con altre persone all'infuori di Messina. Loro erano a conoscenza, o lui era a conoscenza dei, diciamo, di omicidi, dei fatti che li viviamo giornalmente all'epoca. Allora, se ho capito bene, tutti i fatti illeciti che riguardavano la zona di Messina erano a conoscenza i componenti del suo gruppo e anche il Cariolo. Viceversa... Per quanto riguardava omicidi, estorsione, queste cose qua. Può ripetere, non ho capito bene. Per quanto riguardava omicidi, le cose che si discutevamo giornalmente che dovevamo fare era a conoscenza. Scusi, c'è una distorsione tecnica. Lei ha riferito di omicidi e poi di estorsioni ed altro? In sostanza, avvocato, quando io ero a capo di questo gruppo, le persone che erano presenti, che facevano qualcosa che si stabiliva, erano a conoscenza. Se non erano presenti, non prendevano parte alla riunione, da parte mia non venivano messi a conoscenza né lui né nessun altro. Se poi quelli che commettevano dei reati che lo raccontavano è un altro discorso. E allora, se lei decideva di far commettere o commettere un omicidio, chi ne era a conoscenza oltre lei, signor Sfaracio? Quelli che prendevano parte alle riunioni. Scusi, dovrebbe parlare scandendo le parole, un po' distante al microfono, perché c'è l'effetto di distorsione. Silenzio in fondo, silenzio in fondo. Può rispondere. Eravamo a conoscenza quelli che prendevano parte alla riunione e quelli che commettevano, se era un omicidio o l'omicidio, se era un'estorsione o un'estorsione. Ho capito. E il Cariolo faceva parte del gruppo che partecipava alle riunioni o no? Sì, alcune volte sì, tante volte non c'era. E quando non c'era, per quale motivo non c'era? Perché veniva escluso da lei, data la natura dell'affare che dovevate trattare, o per altri impedimenti? No, per altri impedimenti suoi. E poteva accadere che altri componenti del gruppo portassero a conoscenza coloro che non conoscevano le attività illecite che lei aveva posto in essere e che non erano presenti? Sì, poteva accadere. Tra loro affiliati, sicuramente se lo raccontavano. Quindi significa che, a prescindere da ciò che apprendevano durante lo svolgimento di una riunione, però un'attività illecita che faceva capo a lei come organizzatore del gruppo era sempre a conoscenza dei componenti del gruppo, ho capito bene? Sì, sempre del gruppo, sì. Senta, lei ha riferito anche di un interessamento di soggetti provenienti dalla città o dalla provincia di Catania nello svolgimento di lavori nel campo dell'edilizia. In particolare ha riferito anche di un intervento presso un'azienda denominata Dipenta. Io desidero sapere, per quello che è a sua conoscenza, Dipenta è la ragione sociale di un'azienda o è il nome fisico della persona che rappresenta tale azienda? Questo non lo so, io so che la Dipenta aveva una sede a Bagheria e che la Dipenta interessava sia i catanesi sia i palermitani. Io desidero sapere, lei
chi ha conosciuto come legale rappresentante o comunque come soggetto che curava gli affari dell'azienda di Penta? Galea, Eugenio Galea. Galea Eugenio si presentava come legale rappresentante della di Penta? No, del gruppo Santa Paola. Benissimo, allora la mia domanda è diversa. Io desidero sapere se lei, a prescindere da ciò che le avrebbe detto Galea in ordine ai rapporti con la di Penta, conosce persone che lavoravano quali dipendenti della di Penta, con funzioni ovviamente direttive. Io personalmente no, mi ricordo che il Ferrara Sebastiano conosceva un ingegnere perché avevano gli uffici nella zona dove questo Ferrara abitava e lui conosceva un ingegnere che aveva a che fare con lui. Ma lei sa qual è la sede sociale della di Penta? No, sede sociale no, so che aveva un ufficio a Bagheria. Avevano uffici anche nella zona di Messina? Non lo so questo qua. Lei sa quali sono le opere che sono state eseguite dalla ditta di Penta nella zona di Messina? Quello che mi risulta a me è il campo sportivo. Quale campo sportivo? San Filippo, quello di Messina. Le ditte erano o il palazzetto dello sport? Prego? Le ditte erano di Penta, Costanzo e Versace. Senta, lei ha riferito anche dei rapporti di conoscenza con la ditta Giuffre. Sì. Le rifaccio la stessa domanda. Giuffre è la ragione sociale o è il nome dell'imprenditore? Il nome dell'imprenditore. Quali sono le attività lavorative poste in essere dalla ditta Giuffre secondo quello che lei conosce? Lui, il Giuffre, era un costruttore che aveva preso degli appalti a Messina negli anni 84, 85, 86. Lei ricorda il nome di ricorda il nome di battesimo di Giuffre? Carmelo. Ed è originario di Messina, risiede a Messina? Avvocato, io per conto di Giuffre ho fatto cambizzare 2 avvocati a Messina. Quindi vuol dire... Allora lei conosce personalmente Giuffre Carmelo? Sì. Che tipo di rapporti ha avuto con Giuffre? Oltre a quello che ha riferito. Il fatto che ho fatto cambizzare questi 2 avvocati e il mio interessamento per che lui prendesse l'appalto al palazzetto dello sport di Patti. Si è interessato anche per l'aggiudicazione di altri lavori? No. Lei ha avuto mai modo di conoscere o di vedere il Giuffre unitamente a Galea Eugenio? No. Lei ha avuto mai modo di vedere il Galea Eugenio insieme alla ditta di Penta? No. Lei ha detto di conoscere un certo Cannizzo, sì, e ha dato anche una descrizione fisica alla domanda rivolta dal pubblico ministero. Sì. Ricorda il nome di Cannizzo? Giovanni mi sembra. Conosce l'attività lavorativa di Cannizzo? No, io mi ricordo di averlo visto quando c'è stata la riunione con Giuffre, basta. Oltre quell'occasione vi siete incontrati o comunque avete avuto modo di conoscere l'uno dell'altro altri fatti riguardanti attività lavorative? No. Lei ha avuto modo di poter vedere Cannizzo Giovanni insieme a Galea Eugenio? No. Lei ha riferito di avere conosciuto Battaglia Filippo, in particolare, mi faccia completare signor Sparacio, in particolare se ricordo bene, sia nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero, sia poi nel corso dell'esame che oggi è stato condotto al signor pubblico ministero, ha detto che il tramite della conoscenza con Battaglia Filippo era una certa signora Menichelli, Elisa Menichelli se ricordo bene. Io desidero sapere, innanzitutto, lei ha avuto mai rapporti di affari diretti o mediati con Battaglia Filippo? No. Per quello che è a sua conoscenza, qual è l'attività lavorativa di Battaglia Filippo? Solo che era un avvocato. Prego?
Non ho capito, So scusi. che era un avvocato. Esercita la professione di avvocato? Non lo so questo qua. Lei sa dove risiede Battaglia Filippo? Dove risiede ora? Sì. No, io so che lui abitava, aveva un ufficio in via Palermo e l'abitazione nella Panoramica, mi sembra, un altro ufficio, una cosa di questo. In quale città? A Messina. Lei ha anche parlato dello svolgimento di un'attività imprenditoriale da parte del Battaglia Filippo, ricorda la circostanza? No, non ho parlato di questo. Il Battaglia Filippo vendeva o non vendeva beni, oggetti di No, consumo? vendeva quello che mi ha raccontato la donna, che era un trafficante di armi. Scusi, non ho capito niente. Quello Vuole che mi ha ripetere? raccontato la donna, che era una sua amica, che ha lavorato con lui assieme, che era un trafficante di armi. Allora, mi scusi se ho capito bene, lei è a conoscenza della circostanza che Battaglia Filippo, da lei definito avvocato, trafficasse in armi solo perché lo ha riferito la donna che conosceva sia lei che Battaglia Filippo, giusto? La donna aveva dei collegamenti con Battaglia Filippo e questi collegamenti l'autorità di Messina li ha riscontrati. Scusi, io non so quali sono gli esiti delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria di Messina, perché ancora non abbiamo queste conoscenze. E allora io vorrei capire, lei conosceva questa donna, ma Sì. da cosa le risulta che questa donna conoscesse Battaglia Filippo? Lei me ne parlò di questo Battaglia Filippo, questo avvocato che era un trafficante di armi e se aveva bisogno di armi. E lei cosa rispose a questa proposta della donna? No, che all'inizio quando lei mi raccontava di queste cose io non è che l'avevo preso molto in considerazione. E dopo mi risultò al vero determinate cose. Cos'è che risultò vero, signor Sparacio? Di questa battaglia qua, quando io gli ho posto in essere l'estorsione, l'interessamento di Galea, l'interessamento di Bagarella, che cioè era vero quello che mi raccontava questa donna. Scusi, lei allora ha saputo dalla donna che ci fu l'interessamento di Galea e di Bagarella? No, io gli ho fatto l'estorsione a questa battaglia. E come avvenne l'estorsione? Perché sa, non ho conoscenza, non ho esperienza, signor Sparacio. Delle telefonate fatte al telefono dell'ufficio di questo avvocato. Le fece lei le telefonate? No, mio cugino che l'ha fatto. E al telefono chi rispose in quell'occasione? Non lo so, chi ha risposto non lo so. Cosa fu riferito allora alla richiesta estorsiva che da lei fu fatta? O da lei fatta Niente, fare? gli staccavano il telefono in faccia. Telefonò una volta soltanto? 1 o 2 volte. Senta, per quanto riguarda le modalità della estorsione di cui noi stiamo parlando, lei ha detto che a seguito della estorsione o della richiesta di denaro nei confronti di Battaglia Filippo intervennero poi altre persone. Io le chiedo, a decorrere dalla seconda telefonata, che se ho capito bene è l'ultima, quanto tempo passò dall'intervento poi delle altre persone? Cioè quanto tempo dopo intervennero? Quanto tempo di Galea è stato circa un mese dopo, mi sembra, 1 mese o 2. Sì, le dispiace ripetere esattamente anche l'anno, il periodo, cioè la collocazione cronologica di questo fatto? L'estorsione è stata fatta nel 91, inizio 92 a Battaglia. Quindi fine 91 inizio 92. Sì, nel 91 penso, inizio 92. E allora, ecco, poi dopo quanto tempo intervenne chi ha detto Galea, credo? Sì. E dopo quanto tempo intervenne dalla telefonata? Ma circa dopo 1 mese, 2 mesi, non mi ricordo preciso. Ecco, senta, io non ho capito bene se intervenne Galea insieme a Bagarella o no. No. E cioè come andarono i fatti? Che? Come andarono allora i fatti? Perché lei ha parlato sia durante l'esame condotto al pubblico ministero che poco fa una mia domanda di un intervento su questo episodio sia di Galea che di Bagarella, è vero? Sì. Bene, io desidero sapere, Bagarella e Galea intervennero contestualmente? No.
E allora quali furono le modalità dell'intervento, signor Sfaracio? Le modalità, cosa vuole sapere di queste modalità, avvocato? Tutto Io ho quello incontrato che- il Galea scusi. e parlai di questo, abbiamo discorso di questa battaglia. Dopo ne ho parlato con Bagarella, sono due cose distinte e separate. Bagarella quanto tempo dopo intervenne? Dopo diversi mesi Bagarella. Una collocazione cronologica è in grado di darlo oppure no? 5-6 mesi, Quindi potremmo dire nell'estate del 92? settembre 92. Settembre 92. Cosa le disse Bagarella su questa vicenda? Mi disse che questa battaglia era una persona a loro vicina, di lasciarlo stare. Cosa le disse Galea? Le stesse cose. E allora Battaglia, scusi, a chi era vicino? A tutte e due, penso. Sia ai catanesi che ai palermitani. Quando il Bagarella le disse che il Battaglia era vicino, era già a conoscenza che lei era stato contattato da Galea? Sì, gliel'ho detto io. Gliel'ha detto lei, ma il Sì. Bagarella lo sapeva già autonomamente o no? No, questo non me l'ha detto. Ma lei ebbe modo di intuirlo che lo sapeva? No, completamente. Lei ha riferito anche di contatti avuti con altro imprenditore a nome Versaci, è vero? Io personalmente no. Allora, scusi, andiamo in ordine. Versaci, lei lo conosce o no? Lo ha visto mai? Sì, lo conosco ma personalmente no. Lui Versace era vicino a Gino Leardi, a Ferrara Sebastiano, a Marchese Mario, lui era vicino a loro. Per quello che lei conosce di Versace, vuole indicare qual è l'attività lavorativa di questo signore? Versace era un imprenditore. Il nome di battesimo è in grado di indicarlo? No, non me lo ricordo in questo momento. Il luogo dove risiede? Nella zona di Brolo, Capotorlando, nella zona... Quale attività imprenditoriale ha svolto che lei conosce? Lui aveva preso l'appalto insieme a Costanzo e diventa del campo sportivo. Quale campo sportivo? Quello di Messina. Lei ha avuto mai modo di poter incontrare Galea insieme a Versace? No. Lei ha riferito, le do il tempo di gustare la sigaretta, lei ha riferito anche di un episodio che riguarda un certo Giordanella. Sì. E senta, a domanda del pubblico ministero relativa a questo episodio lo ha collocato all'incirca nell'anno 1991. È in grado- 90-91. Prego? 90-91. Non può essere più preciso, ci serve per attività di verifica. Guarda, avvocato, preciso non mi ricordo. L'anno era questo qua. Allora, scusi, andiamo in ordine. Innanzitutto, lei Giordanella lo conosce oppure no? Avvocato, Giordanella era un grossista di fiori che faceva esposizione alla fiera di Messina. Sì, signor Sfaracio, questo È l'abbiamo stato capito. messo Scusi, sotto un attimo, estorsione. signor Sfaracio, un attimo, scusi, per motivi di economia processuale. Io desidero sapere se lei, Sfaracio, conosce o no Giordanella, nel senso se lo ha mai incontrato, visto fisicamente e se è in grado di poterlo descrivere. Non lo conosco personalmente. Non l'ha mai visto? Io, No, io desidero sapere da quale persona lei ebbe modo di apprendere che Giordanella era stato colpito da arma da fuoco. All'epoca il mandante di questo tentativo di omicidio era Marchese Mario. Scusi, la mia domanda è diversa. Lei oggi ha riferito una circostanza relativa al ferimento di tale Giordanella. Io desidero sapere quale è la sua fonte di conoscenza, cioè lei da chi apprende tale circostanza.
Io già sapevo di questo tentativo di estorsione da parte non ho del capito gruppo se di può stare un po' Aspetta un attimo, distante. aspetta un attimo. Non ho capito. Io sapevo Signor Sparacio, la invito a rispondere alla domanda tenendo il microfono un pochino distante e scandendo lentamente le parole. La ringrazio. Grazie, scusa, io ero a conoscenza già del tentativo di estorsione che era posto in essere da Marchese Mario e due suoi affiliati. Dopodiché, dopo qualche 20 giorni, un mese, non mi ricordo, era stato questione di poco, è sceso a Messina Eugenio Galeo e Salvatore Santapaolo. E mi hanno detto che... Scusi, signor Sparacio, la mia domanda è diversa. Io desidero sapere soltanto una cosa molto semplice. Lei sa, e oggi lo ha riferito al pubblico ministero, che Giordanella fu ferito da colpi di arma da fuoco. Io desidero sapere questa circostanza, cioè il ferimento di Giordanella che fu attinto da colpi di arma da fuoco, lei da chi l'ha saputo? Dagli esecutori e dal mandante di questo fatto. Benissimo, lo sapevo prima pure io. Bene, ora su questo punto è chiaro. Poi lei è intervenuto Galeo, Eugenio e Salvatore Santapaola per interessarmi di questo fatto, perché questo qua non voleva più scendere a Messina. Ma lei ha visto mai scusi, la domanda è molto più semplice, così andiamo direttamente al sodo. Lei ha mai visto il Giordanella, che si chiama, com'è il nome di battesimo, lo vuole indicare? Non lo so. Bene, ha mai visto il Giordanella insieme al Galeo Eugenio? Io l'ho detto prima, no. E allora, scusi, il Galeo Eugenio che viene a Messina per interessarsi di Giordanella, lei non gli chiede a che titolo viene? Per quale motivo se ne interessa? Intanto Eugenio Galea non è che era un personaggio qualunque, era un personaggio di rispetto. Cioè, se lui viene a Messina e mi interessa di questo fatto, è normale che interessava a lui e qualche amico suo. No, scusi signor Sparacio, è normale per lei. Io la normalità che lei indica non la ravviso, quindi io sto cercando di capire dal suo racconto da quali particolari, da quali fatti lei ha potuto verificare che il Galea avesse interesse per Giordanella. Me l'ha detto lui, avvocato. Anzi, le dico un'altra cosa, che ora che ci penso meglio. Il Galea per questo fatto di Giordanella, siccome quei ragazzi che hanno cambizzato Giordanella erano rimasti un pochettino delusi, gli ha regalato anche 5 milioni, me li ha dati a me. Allora, Galea è venuto per interessarsi della posizione di Giordanella e inoltre regala dei soldi di cui si è appropriato lei? No, che io ho consegnato al Marchese per dare ai ragazzi che avevano cambizzato Giordanella. Ma lei però ancora non ha detto qual è l'interesse che poteva avere Galea nei confronti di Giordanella, che fra l'altro non è neanche un catanese, giusto? L'interesse che poteva avere Galea io non lo so che era una persona che interessava a Galea o chi per lui. Lei sa se il Giordanella fu ricoverato in un ospedale a seguito del ferimento? No, questo non lo so. Lei sa se il Giordanella ha presentato denunzia per il ferimento che ha patito? No, non lo so questo. Lei sa se organi di polizia hanno svolto indagini in ordine a questo ferimento? Non lo so questo. Scusi, allora oltre che dall'episodio che lei ha riferito, cioè che il Giordanella che questo Giordanella non meglio identificato fu ferito e che il Galea intervenne, da quali altri particolari possiamo verificare chi sia veramente Giordanella? È in grado di poterceli indicare? Io so che questo Giordanella è un fioraio, un grossista di fiori, che faceva il grossista a Messina. Perciò se a Messina è stato sparato un grossista di fiori e si chiama Giordanella, così lo potete verificare. Senta, lei ha riferito che, sempre durante l'esame condotto dal signor pubblico ministero, che il Galea le portava mensilmente una somma di denaro. Ogni 20 giorni. Ogni 20 giorni, vi era una cadenza fissa? Sì, perché mi diceva che la ditta di venta avevano problemi per prendere questi soldi. E questa circostanza lei l'aveva già riferita al pubblico ministero? Durante la fase delle indagini, cioè nel corso di interrogatori? Sì, gli ho detto che mi ha consegnato una somma di soldi. E ricorda in quale periodo lo ha riferito?
Cioè fu durante un interrogatorio, lei ha detto che fu durante un interrogatorio, non oggi, perché per noi avvocati e difensori è una circostanza nuova. In che periodo lo ha riferito? Durante la mia collaborazione, penso. Quale pubblico ministero chiede? Diversi mesi fa, mi ricordo quando. Sì, e ricorda anche dinanzi a quale autorità giudiziaria, cioè a quale pubblico ministero? Sì, mi sembra che era il dottor Marino, mi sembra. Senta, nel corso dell'interrogatorio reso in data 24 maggio 1995, in riferimento alla circostanza relativa alla estorsione da lei effettuata nei confronti di Battaglia Filippo, ha parlato dell'intervento di Galea Eugenio. Non ha fatto accenno alcuno all'intervento di Bagarella. Oggi, durante l'esame condotto al pubblico ministero, viceversa, ha riferito anche dell'intervento di Bagarella. Io desidero sapere, questa sua ulteriore annotazione dipende da un cattivo ricordo o dipende da altri fattori? L'avevo verbalizzato con altre procure questo fatto. Lo aveva verbalizzato con altro pubblico ministero? Ricorda quale autorità giudiziaria era? Non mi interessa la persona fisica ovviamente. Quale ufficio di procura rappresentava? Caltanissetta, ultimamente Messina. E allora, visto che era una circostanza che lei conosceva così bene, perché ovviamente si era verificata e aveva lei come protagonista, perché quando fu interrogato al pubblico ministero di Catania lei non ne ha parlato? Non lo so per il motivo perché non ne abbia parlato all'epoca. Presidente, io non ho altre domande da avanzare allo Stato. Presidente, chiedo scusa. Scusi. Prego, pensavo. Desidero semplicemente avanzare fin d'ora, anzi fare riserva di una richiesta istruttoria alla fine dell'esame. Grazie. Verbalizziamo la riserva e poi le richieste istruttorie lo farà dopo la pausa. Avvocato Tracò. Signor Presidente, chiedo scusa, se Vostra Signoria me lo consente, avrei qualche altra domanda da porre al signor Sparacio. Può procedere. Grazie. Senta, Avvocato Tracò, signor Sparacio, vuole dire alla Corte quando è iniziata la sua collaborazione con i magistrati di Messina, l'inizio, tra virgolette, del suo pentimento? Gennaio 94. Senta, il gruppo che lei capeggiava a Messina, che importanza aveva come peso malavitoso, ecco, se è possibile dire questo? Era uno dei più importanti, era come numero di persone, come affari, tutto il resto? Uno dei più importanti. Uno dei più importanti. Le faccio una domanda, può rispondere, può anche non rispondere, anche se io conosco già la risposta per altri processi. Vuole dire alla Corte di Catania, all'Assise di Catania, quanti omicidi e quanti tentati omicidi ha confessato? Questo perché la Corte si renda conto dell'importanza della sua collaborazione e del peso della sua collaborazione. Circa una trentina, 40 omicidi. Basta così, grazie signor Presidente. Avvocato Culisano? Presidente, scusi. Nessuna domanda, avvocatessa Danna? Sì. No, c'è una domanda, Presidente, scusi. No. Nessuna domanda. No, ce n'era una. Avvocato Antille? Sì. Senta, signor Sparacio, lei poc'anzi ha parlato su domanda del pubblico ministero di Grancagnolo, definendolo inaffidabile di questo Grancagnolo, se lo ricorda? No, Avvocato, il termine è suo, sì, avvocato. È assolutamente suo. No, perché chiedo scusa, non è che voglia suggestionare, dico, credo di aver capito che ebbe spesso giudizio di inaffidabilità, dico, lo vuole chiarire questo concetto un attimo? Non era un giudizio di inaffidabilità. No, senta, vabbè, chiedo scusa, che lei sapesse che rapporti c'erano con Grancagnolo, tra lei e Grancagnolo. Io Grancagnolo l'ho conosciuto a casa di Marchese Maga, e rapporti lui personalmente con me non abbiamo mai avuto. So che ero un affiliato al gruppo di Provvidenti, basta. Senta una cosa, lei ricorda se Grancagnolo si è occupato di prostituzione? No, non ho avuto rapporti con lui, cioè non lo so questo. No, vabbè, grazie.
Allora, avvocato Napoli. Avvocato Catania. Signor Sparacio, lei ha parlato di Ercolano Aldo. Io vorrei sapere da lei, Ercolano Aldo è una persona giovane, anziana, lei dice che l'ha conosciuto già nell'80-81, quanti anni aveva a quell'epoca? L'età mia, 30, oggi ha 34-35 anni. E quindi nell'81, vabbè, ci vuole il calcolo, è presto fatto, è inutile che le chiedo un calcolo che tutti possiamo fare. Lei ha anche detto che si è recato a casa dell'Ercolano Aldo. Sì, 2 volte. Io dico, magari non le chiedo la via e il numero civico, che lei certamente immagina. No, questo non me li ricordo. Appunto, dico, però la zona così della città in cui questa casa è dislocata. Allora, lui abita in un complesso residenziale e la zona è una via che di solito io prendevo per prendere l'autostrada. Non si dà altre indicazioni? No, posso indicare l'abitazione se lo vuole sapere. Cioè, può descrivere l'abitazione? È in Sì, grado mi di ricordo È in grado di descrivere l'abitazione? C'è l'interno? Sì, di quello che mi ricordo vagamente sì. Ce la descrive allora. L'abitazione è un piano terra, mi sembra. Entrando c'erano dei mobili sulla destra perché c'erano delle scale, che c'era tipo una roccia, una cosa architettonica fatta. E poi sulla destra c'era un armadio con le televisioni a scomparsa dietro l'armadio. Diciamo queste cose qua mi ricordo. Non ricorda altro? No, perfettamente no. Non ho altre domande. Avvocato Seri, scuso? Nessuna domanda? Posso, Presidente? Sì, avvocato Fichera. Sì, solamente 2 piccoli chiarimenti. Senta, se ho capito bene, a proposito della vicenda dell'incontro con il Campanella alla torrefazione all'Orre, l'iniziativa per piazzare questo caffè a Messina, come disse lei, partì da lei? Fu lei che si rivolse al Campanella? No, parlavamo che lui chiamava zio questo Lore e il discorso è nato se potevo piazzare io questo caffè su Messina. Non mi ricordo se gliel'ho detto io o me l'ha detto lui. Senta una cosa, lei si rivolse al Campanella o ne parlò con il Lorre? No, col Campanella, con Lore c'è stata solo la presentazione in base. Grazie. Napoli. Sì. Senta, signor Sparacio, lei conosce Santa Paola Benedetto? Sì. Personalmente? Sì. Dove l'ha conosciuto e quando? Io l'ho conosciuto nel 79, la prima volta quando c'era il processo a Messina in Corte d'Assise di suo fratello Antonino. E lui è venuto a Messina? Sì. Al processo? Non l'ho sentito, mi scusi. No, non ho sentito quello che ha detto lei. È venuto al processo, dico? Ha partecipato Sì. Sì. Quindi fu spettatore di quel processo? Sì. Sì. E chi glielo presentò in quell'occasione? Franco Romeo. Dopodiché l'ha rivisto quando? L'ho rivisto dopo nell'80, quando iniziò la guerra con Ferlito. Sì, e dove? Dove l'ha visto? A casa sua a Catania. Ecco, dov'è E casa poi sua? un'altra volta l'ho visto Aspetta, e poi che dopo all'epoca suo fratello aveva un bar alla rosticceria. Mi scusi, poi parliamo dell'opera. Signor Sparacio, mi scusi. abbiamo pranzato pure là. Signor Sparacio, la prego di rispondere alle mie domande, se no non ci perdiamo. Allora, lei l'ha visto, ha detto a casa sua. Casa sua dove? Casa sua io la via avvocato non è che me lo ricordo. Mi ricordo anche un'altra volta quando siamo andati a pranzo dal fratello che aveva mi perdoni, mi una lasci stare a rosticceria pranzo, però locale. ne parliamo dopo. Parliamo prima di casa sua. Casa sua dico no.
Dove a casa sua? A Catania. A Catania. Lei ci è andato da solo o con altri? Una prima volta sono andato con Romeo e la seconda volta sono andato da solo. Da solo. E lei mi sa, è entrato in casa sua, quindi mi sa dire come erano ubicate le camere in casa sua? Io sono stato una volta nel garage e poi quando gli ho portato il fucile di precisione siamo saliti sopra, che c'erano le scale e ci siamo accomodati in un salone. Mi scusi, le scale c'erano? Che scale c'erano? C'erano delle scale al centro del garage che si saliva sopra nell'appartamento sopra. Sì, e in che periodo siamo? Nel 79, quando ha detto 80 lei? Sì, l'inizio della guerra con Federico. Quindi 79-80? Sì. All'incirca come periodo. Mi diceva quindi se sale sopra c'è il salone. No, siamo saliti sopra e ci siamo accomodati in una stanza che c'era un salotto e lì gli ho consegnato il fucile che era in una valigetta. Lei era solo in quell'occasione? Io e lui solo, sì. Voi due da solo. Poi ha detto ci è ritornato mi pare una seconda volta a casa sua. Sì, no, la seconda volta è questa qua del fucile, la prima volta con Romeo. La prima volta, e rispetto alla seconda volta, la prima volta quando era avvenuto? Quanto tempo prima? 4 giorni prima. Ah, È differenza stato di tutti e giorni. due nello spazio di poco tempo, sì. Di poco tempo. E la prima volta perché ci è andato? E sono andato così, sono andato in compagnia di Romeo per mettermi a disposizione di loro. Poi sono andato anche in un'altra casa che c'era suo fratello che aveva una passione per i merli, i corvi, non mi ricordo. E lì in quella casa c'era Nino Santapaolo che erano Fermiamoci imboscati. un attimo alla casa di Benedetto, aspetta un attimo. Quindi poi diceva lei sotto c'è un garage, lei ha detto com'è? Il garage è un ambiente unico ed è separato, diviso, ci sono varie camere. No, il garage era abbastanza grande, che c'erano, mi ricordo che c'erano delle camere sia sulla destra e sia sulla sinistra, delle porte che c'erano delle camere. Delle camere nel garage? Sì, nel garage, sì. E poi lei ha detto al centro c'era questa scala. Questa scala che si saliva al piano di sopra e poi dal piano di sopra c'era un'altra scala che c'era un giardino, un piccolo giardino. Quindi c'era un'altra scala ancora e poi un piccolo giardino. Che sì, dall'altro lato collegava quel giardino. Sì, la prima volta ha detto lei era con Romeo, la seconda volta ci andò da solo. Sì. Con la sua autovettura immagino. Sì. Senta, un'altra domanda, lei è venuta a Catania con Cariolo? No, mai. Mai venuto. E a proposito della estorsione Battaglia, lei ha detto che fu avvicinato anche da Bagarella. Sì. Alcuni mesi dopo a Galea, mi pare 5-6 mesi, lei disse nel settembre se non ricordo male, è vero? Sì, quando ho incontrato Bagarella, sì. Sì, in quell'occasione Bagarella le parlò di Santa Paola? Sì. A che proposito? E mi domandò se si era a conoscenza, perché all'epoca si parlava che Santa Paola era nella zona di Porto Rosa, e perciò lui mi domandò se era a conoscenza dove era Santa Paola. Io onestamente non lo sapevo, gli dissi di no. Però se voleva potevo domandare al cognato se lo sapeva lui. E lui mi ha detto no, lascia stare, dice, non gli dire niente. Perché Bagarella voleva sapere dove si trovava Santa Paola? Questo non lo so, avvocato. Presuppongo che ce l'avesse con lui o voleva fare qualche cosa. Ma lei ha reso dichiarazioni di questo tipo ad altre autorità giudiziarie? Io penso di sì. Sì. Quindi lei dice penso che ce l'avesse con lui, ma sa le ragioni? No. Non conosce le ragioni. Presidente, ho finito io. Altri interventi? Pubblico Ministero? Signor Sparascio, conosce una persona chiamata Occhi Bozza? Sì. Chi è? È mio compare, Come si chiama suo compare? di Blasi Domenico. Il Di Blasi Domenico in che rapporti era con il Costa?
Era in ottimissimi rapporti fino all'81. Poi cosa accadde? Accadde che siamo diventati compare, essendo che Costa ce l'aveva con me, perciò il loro rapporto di amicizia si è un pochettino freddato. Il Cavodomenico è ancora in vita? No, è stato ucciso. Quando? Nell'88. Sa per quale ragione? Per guerre di clan che c'erano a Messina. Senta, lei ha detto di essersi recato a Catania e di aver incontrato anche il Francesco Mangio, non ricorda? Sì. In quel periodo, se non ricordo male, lei ha detto che era latitante il Mangion. Sì. Ricorda con quale modalità lei ebbe a recarsi a Catania in quell'occasione? Io mi sono recato all'Avemec, che aveva appuntamento con Aldo Ercolano. E ho aspettato là, poi Aldo Ercolano non è arrivato perché ritardava. E poi sono andato con la macchina con papà di Ercolano a trovare Mangione. Lei si era recato da solo a Catania in quell'occasione? Sì, all'Avemec sì. Vi sono state altre occasioni in cui a Catania ha incontrato persone che sapeva essere latitanti? No. Senta, lei ha conosciuto mai un certo Marsala? No. Lei sa se l'Antonio Cariolo avesse rapporti con il Franco Romeo? Sì, lui lo conosceva prima di me a Franco Romeo. Questo come lo sa che il Cariolo conoscesse il Franco Romeo prima di lei? Perché lui, il Cariolo, frequentava i suoi nipoti, quelli di Messina, Vincenzo e l'altro non mi ricordo come si chiama. Lei sa se il Cariolo prima di inserirsi nel suo gruppo, forse ha già risposto a questa domanda, nel caso lo dica, fosse inserito in altri gruppi malavitosi? No. Senta, lei ha parlato, con riferimento alla Domenichelli, di attività di riscontro fatta dall'autorità giudiziaria di Messina, è così? Sì. Può dire in che cosa è consistita questa attività di riscontro, se ne ha già parlato con quell'autorità giudiziaria? No, io mi ricordo che Mi scusi, ma che quando io ho parlato di questa c'è una Domenichelli, posizione siccome sotto quell'aspetto, non ci rendiamo veniva- conto che è un giudizio proprio, siamo al di fuori della specificità di un fatto. No, è solo quello che ha conoscenza, non il giudizio. Sì, ma dico il non è sindaco, quello- utilizzo l'attribuzione di sia o meno riscontro quella circostanza, dico. Utilizzo le stesse parole utilizzate, No, scusate, soltanto queste. l'esame dovrebbe vertere su fatti specifici. Se a questo punto, in relazione al fatto, il collaborante dovesse attribuire la valenza di riscontro, mi consenta, ma a questo punto si Allora, nei limiti, si ammette nei limiti la domanda se il signor Sparacio è a conoscenza dei riscontri che sono stati operati dall'autorità messinese. Può rispondere? All'epoca, quando io parlavo di questo fatto, di questa Domenichelli, non la conosceva nessuno, e all'epoca ho parlato con il dottore Giorgiani. E siccome lui si occupava di questa situazione, dice, ma era incredulo di questa Domenichelli.
E dopodiché mi ha preso a verbale e poi è rivenuto di nuovo e gli ho dato i numeri perché la Domenichella ha usato il mio telefono cellulare e poi è venuto e diceva hai ragione, risultava questo contatto fra il Battaglia e la Domenichelli, tutto qua. Senta, quale telefono cellulare ha utilizzato la Domenichelli? Io avevo lasciato alla Domenichelli nell'ottobre del 92 un mio cellulare. Un suo telefono cellulare? Ma sì, l'ha intestato regalato? a mia suocera. A chi era intestato? A mia suocera. E su questo cellulare sono arrivate diverse telefonate da onorevoli di Roma. Senta, lei ha mai saputo o comunque ha mai parlato con la Domenichelli delle modalità di questo traffico d'armi che a suo dire avrebbe fatto il Battaglia Filippo? No, lei mi ricordo che una volta mi disse che alcune armi arrivavano dall'ambasciata di Roma, un'ambasciata colombiana di Roma, alla quale all'ambasciata? Battaglia era console onorario. Quale ambasciata di Roma? Un'ambasciata colombiana mi sembra. Senta, lei ha parlato di Domenico Cavò. Lei sa se il Romeo si conoscesse o avesse rapporti con il Domenico Cavò? No, questo non lo so, dottore. Che lo conoscesse sì, che il fatto di rapporti non lo so. Che lo conoscesse come lo sa? Vabbè, ma a Romeo e a Messina lo conoscevano tutti perché tutti sapevano che era il cognato di Santa Paola, perciò anche per riflesso di suo cognato e bene o male a Messina lo rispettavano tutti a Romeo. Michele Mascali lo conosce? L'ho conosciuto nel carcere di Catania nell'85 questo. In che anno? Mi sembra nell'85, se è la persona che penso io. Sa se questa persona sia o meno inserita in qualche organizzazione malavitosa? O sia stata inserita in qualche... Se quello che dico io, questo qua è stato ucciso, mi ricordo che gli hanno staccato la testa, una cosa di questo. Se è quello che dico io. E lei sa se questa persona che dice lei avesse rapporti o si conoscesse con il Franco Romeo? No, questo non lo so, questo all'epoca quando ero detenuto là c'era anche Franco Romeo a Catania per un mese e mezzo, 40 giorni circa. E questo era, se quello là era detenuto là con noi. Era al carcere anche lui, c'era anche Franco Romeo. Sì. Franco Romeo per quale reato era ristretto? Per associazione mafiosa a Messina dei 290. Giuseppe Ferrera, lei l'ha conosciuto? Giuseppe? Ferrera. Personalmente no, però so che era parente di Santa Paola, cugino di Santa Paola. Mancuso Giorgio, lei l'ha conosciuto? Mancuso Giorgio Messinese? Sì. Sì, l'ho conosciuto. Può dire alla Corte chi era questa persona? Mancuso era un affiliato era braccio destro di Leo Giuseppe e poi eravamo in guerra il mio gruppo con quello di Leo, dopo la morte di Leo Giuseppe è passato col mio gruppo. Con? Mio gruppo. Di cosa si occupava il suo gruppo? Di tutto quello che concerne, diciamo, ci occupavamo di tutto, omicidi, droghe, estorsioni. Ricorda di qualche estorsione di cui si è occupato il Mancuso Giorgio? Il Mancuso Giorgio è stato
diciamo, quello là che aveva fatto l'estorsione a quella ditta di Calcestruzzi là di Palermo, lui stava a fare questa estorsione. Lei sa se il Mancuso avesse rapporti con il Franco Romeo? No, questo no, so che lo conoscevo. Senta, lei stamani ha parlato delle attività estorsive in danno di ditte cui erano interessati esponenti della famiglia Santa Paola, ricorda? Sì. Ricorda se in qualcuna delle occasioni citate lei abbia mai avuto modo di discutere con il Franco Romeo di quelle attività estorsive? Precisamente non mi ricordo, può essere che qualche volta sia potuto anche capitare. Lei ha parlato del deposito di carne del Romeo, ricorda? Sì. Lei ha detto, forse poc'anzi, il proprietario di questo negozio di carne. No, lui era proprietario di quello in via Salandra. Lui chi? Romeo. E quando ha fatto riferimento come luogo di incontro a un deposito di carne, a quale deposito di carne faceva riferimento? L'incontro quando è sceso Pulvirente e Mangion per l'omicidio per l'omicidio Badessa. E in quale deposito di carne si è avuto? Sulla statale, mi ricordo. E questo deposito di carne a chi apparteneva? Lo so chi era il proprietario, però no, al momento non ricordo il nome di questo qua. E il Romeo Francesco cosa c'entrava con questo deposito di carne? E lui lavorava anche con... all'epoca questo deposito era chiuso, però in precedenza Romeo ha lavorato anche con questo qua. E com'era possibile accedere a questo deposito? Il Romeo aveva le chiavi di questo deposito qua. Mentre nell'altro deposito di carne cui ha fatto riferimento in via Salandra, mi pare che ha detto, questo di proprietà del Romeo, sì. Lì ha avuto mai occasioni di incontrare persone dell'organizzazione del Santa Paola? Sì, una volta solo ho incontrato il Galea e Salvatore Santa Paola. Per quale ragioni? Inerente all'estorsione del campo sportivo. E erano presenti altre persone all'interno del deposito? Non mi ricordo se in mia compagnia c'era Marchese Mare. E la disponibilità di quel deposito come l'avete avuta? No, non è che c'è stata, perché il deposito era piccolo, non è che era un deposito grande. Diciamo, l'incontro, essendo che c'era un piazzale, ci siamo messi a parlare là fuori con loro. Ricorda se era presente in quell'occasione il Romeo? No, Romeo, siccome là stava lavorando, perciò non era presente ai discorsi del campo sportivo. Sparacio, lei stava accennando ad altre occasioni di incontro a Catania con Benedetto Santa Paola, stava accennando ad un incontro, ha fatto riferimento ad un bar o a una rosticceria, non so che cosa, e poi ad un altro incontro. Ci vuole dire quali sono questi due incontri di cui intendeva parlare?
Un incontro una volta l'ho avuto con Santa Paola, che era lui, e Aldo Ercolano e Vincenzo Santa Paola, che mi ricordo che allora loro erano in possesso di un potto d'armi, pur essendo, anzi erano incensurati allora loro. Chi era incensurato? Aldo Ercolano e Vincenzo Santa Paola. Sì. E poi siamo andati a pranzo in questa rosticceria del fratello, che poi ho saputo che ce l'hanno sequestrato e ce l'hanno chiuso. Non ho sentito. Poi ho saputo che gli hanno sequestrato questa rosticceria. E l'altra occasione di incontro? No, questa è qua, questa e poi casa sua, non l'ho incontrata a casa sua. Signor Sparacio, il campo... Lei conosce un campo costruito a Zafferia? È una zona di Messina questa? A Zafferia è il campo sportivo. È il campo cui gli hai fatto riferimento? Sì, sì. Ricorda quanto ammontò l'estorsione in quella occasione? No, all'epoca il Ferrara gli fece l'estorsione che loro all'inizio del campo dovevano fare prima la strada. E Ferrara Sebastiano, essendo che abitava là vicino, la prima volta è stato lui a fare l'estorsione. E dopodiché è sceso il Galea, ne abbiamo discusso di questo fatto, io ho bloccato il Ferrara e mi era accordato col Galea per quanto riguardava la strada che mi dava 500 milioni. Lei poi li ebbe questi soldi? O era il denaro di... Ha risposto Ha riferito ovviamente su queste circostanze, sì. Ha detto anche qual è la esatta somma che ebbe dal Galea. Avvocato, sì, l'ho bloccato già, non si accoglie l'opposizione. Senta, signor Sparacio, quel denaro nella parte in cui lo ebbe, come ha riferito stamane, lo ebbe consegnato materialmente dal Galea?